la testa. Da parte di Uke c'è sempre la determinazione col braccio libero di venire verso di me col corpo e col braccio libero di attaccare, no? Ok? Vado sotto mentre lui sta attaccando, tutto questo movimento di la sua azione. Movimento iniziale come quello del riscaldamento, movimento studio, morbido. Poi lo facciamo diventare questo. Prima facciamo solo Uchikai-ten, quindi passo e passo sotto. Irimita in canna, irimita in canna. Va bene? Andiamo, quando lui è a terra, andiamo con il ginocchio qua vicino alla spalla, sotto l'ascella, in modo tale che poi si possa girare in questo modo e abbassare il braccio diagonale. Deve essere una diagonale che punta verso il suo centro. Questo movimento morbido. Tengo sempre il braccio con una mano, giro e porto quanto allontano. Mi preme che sia molto chiaro il movimento iniziale e che non si rigidiscano le gambe, non si faccia un lavoro di questo tipo, no? Ma proprio come quello del riscaldamento, quindi fare liberi, morbido. Ma più siamo liberi, più facciamo un movimento ampio, più generiamo anche energia nel movimento. Vediamo il stesso posto. Yanmi, a questo tipo di posizione, però lui cerca di afferrarmi in questo modo. Allora, facciamo finta che sto facendo già movimento, quindi facciamo finta di essere già in movimento. Cosa sarebbe preso da Yakuanmi e io arrivo da Yanmi, facendo un passo avanti. Facciamo già da Yanmi. In can, Irimita-ten. In can, Irimita-ten. Diretto, ok? Questa è scivona che tagliamo, quindi adesso attenzione a non venire da questa parte, da questo lato, ma devi stare dritti, cioè non devi né andare da una parte né dall'altra, cioè l'idea in Ayami è di, così, di stare dritti così, dritti sulla linea laterale del corpo. Quindi io così. Bene, vai. Dritto, in canna. Ci viene tutto un movimento goffo. Se partiamo male, normalmente quello che stai facendo adesso, se partiamo male con Ayami, con l'idea che faccia questo movimento, no? Quindi se parto o di qua, perché fai il movimento di prima, sì. Quindi di là, in canna. Se io parto così pensando che faccio il movimento di prima ci troviamo goffi, no? Però questo non è Ayami categoria, è una categoria di non è neanche un fenomeno. Mi metto dentro, metto qua. Quindi Ayami categoria, dritto dall'alto verso il basso, dritto. E afferrare in questo.
non bloccare. Movimento diretto, tenkan, irimi, kaiten. Da una parte, stesso movimento che facevamo prima, prima facevamo irimi, tenkan, in esterno, irimi, tenkan e scendevamo, Kauchi Kaiten. Adesso facciamo lo stesso movimento, partendo però già da ayami. Quindi se fossimo in Gyakuame faremmo irimi, tenkan, irimi, kaiten. E viene Shivonage da una parte, Uchikaiten, Ikkyo, Sankyo dall'altra. Bene. Partiamo però già da Yami. Tenkan, irimi, kaiten. Con il rallentatore. Punto verso il suo centro ancora. Non faccio altro che spostare il mio peso, il mio centro in avanti, il mio centro non è diventato in questo modo. Il mio centro, il mio peso in avanti e puntare le dita verso il suo centro. Con quest'altra mano tengo ferma la sua, che altrimenti potrebbe scivolare. Quindi volante. E questi passaggi hanno un senso logico. Ci mettiamo magari. Scusa, qua la spalla è a terra, sono in questo modo, devo cambiare presa, prendo la mano, da sopra, questo continua a essere la spalla a terra, se lascio andare questa presa in questo modo lei si può liberare ad alzare, teniamo qui, quindi la spalla è qui a terra, basta precipite. Poi giro il suo braccio senza andare avanti in questo modo, se no lo metto in leva, faccio male, quindi posso anche danneggiare. Quindi abbasso il braccio, tenendo sempre la spalla a terra, giù il ginocchio e tengo ferma ancora la spalla qua. La tengo ferma con la mano e poi giro il corpo verso la sua testa, così faccio il controllo di ginocchio. Ok? Concentriamoci un attimo bene su Omote, sullo spostamento del peso, in modo tale che risolviamo, specialmente per i più esperti, non facciamo più 1, 2, nel frattempo è successo di tutto, nel frattempo è crollata la borsa vostri, un movimento unico, quindi qua vado avanti come se lei volesse afferrarmi, uscirò il Tedori, ok? Uscirò il Tedori, ok? Vai, ora, uscirò il Tedori, ok? Ancora uscire vedete lì, però ci sono fuori, ok? Quindi sposto solo il peso in avanti, qua. Bene? Poi da qui ancora 100 in avanti, ho saltato un passaggio, proprio questo passaggio qua, da qui, ero così, da così, prendo la mano, giro, così, e poi a schiena dritta, piedi puntati a terra e giro. Prego, nicchio te.